Buonasera e bentrovati con l'informazione di Prealpina. Tragedia sulla provinciale 31 bis a Saronno nel pomeriggio di oggi. Un uomo di 52 anni è morto dopo essere caduto dalla sua moto nel tratto della tangenzialina al confine tra Varesotto e Brianza. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo oltre il guardrail che delimita la carreggiata. I soccorsi sono stati vani, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Tradate e la polizia locale saronnese. La strada è stata chiusa per permettere la messa in sicurezza dell'area ed effettuare i rilievi. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine. Folla questa mattina a Cislago per il funerale di Nicolò Vergani, il diciottenne vittima di un incidente stradale in moto. All'uscita dalla chiesa il rombo dei motori per salutare Nicolò. C'era per noi Stefano Di Maria. C'era tutta la comunità di Cislago questa mattina nella chiesa di Santa Maria Assunta per l'addio a Nicolò Vergani, il ragazzo diciottenne morto in un incidente in moto a Carbonate. Il dolore della famiglia è il dolore di tutto il paese che si è stretto attorno al padre Emanuele, alla madre Valentina, alla sorella e al fratellino. A celebrare le esequie è stato il parroco Don Maurizio Restelli, che ha così descritto la grave perdita. Ci chiediamo perché Dio abbia portato via Nicolò, ci verrebbe voglia di reagire contro di lui, ma non è questa la strada che ci apre alla speranza. Al termine della funzione ha preso la parola un amico del ragazzo che ha ricordato il loro grande legame e la passione per le moto che lo animava. Sulla sella si sentiva libero e pieno di vita, gli si illuminavano gli occhi. Infine, l'intervento del sindaco Stefano Calegari, che ha invitato tutti a seguire l'esempio del giovane, generoso anche dopo la sua morte. Il gesto d'amore di donare i suoi organi ha aiutato tante persone che non conosceva. Fuori dalla chiesa, gli amici centauri di Nicolò hanno accolto la salma con un prolungato rombo di motori che ha spezzato il silenzio. Incidente questa mattina al Montello, a Varese, ferito Stefano Colombo, noto in città perché è uno dei proprietari del tenente, in piazza Montegrappa. È stato travolto mentre viaggiava col suo scooter. La prima a soccorrerlo è stata la vice sindaca di Varese. A Varese lo conoscono tutti, è uno dei proprietari del Tenente, il noto locale in piazza Montegrappa. Ebbene, Stefano Colombo ha subito un incidente questa mattina al Montello mentre si spostava in sella al suo scooter. È stato trasportato in ospedale in codice giallo. Il suo scooter è finito sotto le ruote anteriori di un furgone per consegne di pacchi che stava uscendo dall'incrocio tra le vie Bernardo Bellotto e Lazzaro Palazzi, strade che si immettono sulla via Montello all'altezza di una curva. Tra i primi a soccorrere il ferito la vice sindaca Ivana Perusin. Da tempo gli abitanti lamentano che via Montello ha problemi di sicurezza stradale, in particolare il mancato rispetto dei limiti di velocità. Voltiamo pagina, canoni aumentati di oltre il 53% in 6 anni e gli affitti a Busto Arsizio adesso registrano un'impennata. Sentiamo con Luigi Crespi. Semplice legge di mercato, se la città attira nuovi residenti, i prezzi delle case e quelli degli affitti aumentano. E così ecco che nel giro di 6 anni Busto Arsizio è passata dall'essere città conveniente a giocarsela alla pari con i vicini di casa, staccando Gallarate e avvicinandosi sempre di più a Legnano, che pure è comune della città metropolitana di Milano. Solo per restare al centro, nell'ultimo mese i canoni proposti sono aumentati dell'8,1%, arrivando a una media di 11,54 euro per ogni metro quadrato. Ma è sul lungo periodo che la tendenza si fa impressionante. Nel 2020 affittare un metro quadrato a Busto Arsizio costava in media 7,5 euro. L'aumento negli ultimi 6 anni è stato superiore al 53%, che davvero non è poco. L'ex centrale Enel di Castellanza torna al centro dell'attenzione. Degrado e intrusioni, soprattutto di ragazzi che scavalcano i cancelli, hanno riacceso le polemiche sullo stato dell'area. Stefano Di Maria. Torna ad attualità nel periodo estivo un problema annoso di Castellanza, la mancata riqualificazione dell'ex centrale Enel, dove continuano a entrare ragazzi che scavalcano i cancelli. Le polemiche sono tornate alla ribalta nei giorni scorsi, con gli abitanti di una palazzina che lamentano lo stato di degrado in cui si trova l'ex Enel da quando è stata sigillata per le occupazioni abusive. La gente racconta che capita di vedere giovani nel piazzale esterno e lungo il perimetro, fra grida, rincorse e
salti e pallonate. Il comune ha più volte segnalato alla proprietà questi comportamenti in passato, ma non è servito. Si spera che il nuovo strumento urbanistico possa offrire spiragli sulla sua riqualificazione. E ora torniamo sul Palio di Legnano. Ieri il trionfo della contrada di Sant'Erasmo, che è tornata a vincere dopo 12 anni di digiuno. Ma la giornata non è solo stata caratterizzata dalla corsa allo Stadio Mari, ci racconta tutto Elena Casero. Il palio dell'850° anniversario della battaglia di Legnano è stato vinto dalla contrada Sant'Erasmo in un finale al cardiopalma ricco di colpi di scena e sorpasso inatteso di Walter Pusceddu all'ultimo giro. Bighino ha raggiunto l'obiettivo dopo un anno di duro lavoro e la fiducia della sua contrada. La giornata del palio è stata densa di momenti. La mattinata l'ha messa sul Carroccio in piazza San Manio, la sfilata del corto storico per le vie della città nel pomeriggio, quindi gli onora alla Croce al Campo con la carica della Compagnia della Morte guidata dal nuovo Alberto Raggiussano Giuseppe Mauro. Infine la gara ippica. La prima batteria ha visto andare in finale Legnarello e San Magno, mentre le nemiche Flora e San Martino sono rimaste a bocca asciutta. La seconda batteria è stata infinita con oltre 50 minuti di attesa e ben 9 partenze false, per poi vedere in finale Sant'Erasmo e Sant'Ambrogio. La finale è tutta da gustare con Bighino che spariglia le carte e va a conquistare il crocione. Giornata molto calda, però lo stadio ha registrato sold out, 8.000 posti, tutti esauriti. E nella lunga notte di festa per i colori bianco-azzurri, il grande protagonista è stato il fantino Walter Pusceddu. Laura De Fendi lo ha incontrato per noi. Ho sofferto un anno, ti dico la verità, perché tutti mi pigliavano un giro, che avevo sbagliato il cavallo dal pagliotto al palio, che avevo fatto 50 metri, vecchio, che era qua, che non ha... Ma sicuramente la serenità e la fiducia per fare questa contrada di queste persone non è facile, perché quando uno anche provincia tutti vogliono vincere, io alla fine ho scritto solo una cosa, però loro avevano sempre fiducia in me, poi dai, è anche il destino, se ti comporti bene raccogli del bene. Martin Palestrero sta detto ha aspettato, questa volta ha aspettato. Nell'invecchiare maturiamo un po', poi a volte ci riesce, a volte no, sempre grazie ai cavalli, perché senza cavalli non si fa niente. E ora sentiamo le anticipazioni dei temi che troverete domani sulla Prealpina, in edicola e anche in edizione digitale. Linea a Giulia Milani. Grazie Fabio. Riscopriamo il dialetto. La Regione chiede di segnalare frasi o parole di particolare rilevanza e sulla Prealpina di domani Pasquale Martinoli rilancia l'iniziativa. Domani 2 giugno, festa della Repubblica, intervistiamo la barista di Nebbiuno Anna Possi, che ha 103 anni e votò in quello storico referendum del 1946. Inoltre sul giornale di domani troverete 2 racconti storici di Matteo Salmoiraghi e Giuseppe Nigro. Per la cronaca continuano le indagini per smascherare la banda dei Bancomat, dopo il doppio assalto a Gallarate e Tradate dello scorso weekend. E poi ancora Palio, abbiamo già visto il resoconto nel nostro notiziario, mentre sul giornale di domani 4 pagine con tutti i numeri, il bilancio della manifestazione e le pagelle delle contrade. Infine, come ogni martedì, la rubrica Oltreconfine. Nelle 5 pagine dedicate ai frontalieri, i paragoni tra gli stipendi italiani e quelli svizzeri, con una differenza annua di 50.000 euro. Bene, per questa sera è tutto. La nostra informazione prosegue su prealpina.it e il nostro TG torna come sempre domani. A voi tutti l'augurio di una buona serata.